Dichiaro aperto il weekend. Buongiorno cari amici, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buongiorno, buon venerdì 17 luglio e siamo pronti per attraversare, viaggiare in Sicilia. Oggi sarà una puntata tutta al femminile e vi porterò, partiremo un po' citando poi qualche verso di Andrea Camilleri, perché vi porteremo nei luoghi in cui il grande Camilleri ha ambientato il suo commissario Montalbano e quindi viaggeremo un po', conosceremo un po' il territorio con la nostra ospite. Pensate, lei è un personaggio un po' particolare perché Barbara Conti, lei è, diciamo, agente immobiliare di professione, in cucina per passione, food blogger per vocazione ed ancora giornalista per missione. Beh, chissà quante cose avrà da raccontarci oggi la nostra Barbara Conti ed ancora viaggeremo in Sicilia ed arriveremo in una delle sette sorelle. Sì, perché approdiamo nell'isola di Lipari. Le sette sorelle, sapete, siamo nelle Eolie, abbiamo Alicudi, Filicudi, Vulcano, Stromboli, Panarea e Salina, non ho dimenticato nessuna, e naturalmente Lipari. Qui approderemo e andremo a conoscere la storia della nostra bellissima ospite. Lei si chiama Luisa Mendoza e capirete già dal cognome, lei è di origine colombiana, ma siciliana per scelta. Eh sì, perché durante uno dei suoi viaggi, lei è una restauratrice, è una guida turistica, adesso invece è una artigiana d'eccezione, una grande artista dedicata all'arte e al design. Ma cosa succede? Arriva in Sicilia e si innamora dell'arte e non solo dell'arte. Oggi due bellissime storie da condividere insieme a voi, cari amici, e permettetemi come sempre di ringraziare ognuno di voi. E quindi grazie 247.844 volte, grazie ad ognuno di voi, grazie sempre. Sapete, oggi è venerdì e avremmo dovuto, come ogni venerdì, essere in compagnia di Giuseppe Giorgianni. Giuseppe Giorgianni è uno dei tre ideatori e fondatori di Io Compro Siciliano. Al venerdì, sapete, con la rubrica fissa del Chiedimi pure. Oggi però i nostri tre fondatori di Io Compro Siciliano, e quindi il dottor Giorgianni, Davide Morici e Francesco Caravello, sono impegnati in una appuntamento istituzionale e quindi recupereremo prossima settimana con il dottor Giorgianni, pensate, con un appuntamento internazionale, perché avremo due ospiti internazionali molto importanti, anche loro facenti parte della grande squadra di Io Compro Siciliano. Ancora permettetemi di ringraziare tutti coloro che lavorano nella squadra, Francesco Caravello con il suo meraviglioso aperitivo social tutti i giorni alle 18, che è nel palinsesto della programmazione di Io Compro Siciliano. Ancora Alessia Smile and Food con l'appuntamento domani è sabato e quindi aspettiamo le sue bellissime ricette con Io Compro Siciliano Chef tutti i sabato alle 14:30. Poi ci sono tante belle novità che a breve inseriremo, nuovi format all'interno del palinsesto di Io Compro Siciliano. Insomma, io direi siamo proprio pronti. Mettetevi comodi e noi vi portiamo in giro per la Sicilia e vogliamo iniziare con questi versi di Andrea Camilleri. Così parlammo della Sicilia eterna, di quelle, delle cose di natura. Onne si mancia nelle trattorie a mare i rizzi spinosi spaccati a metà, quelle cartilagini sanguigne, eccetera, eccetera. Bene, signori, proprio dai luoghi magnifici scritti dal grande Andrea Camilleri, abbiamo con noi ospite Barbara Conti. Buongiorno cara Barbara, benvenuta e bentrovata. Vediamo, non vediamo l'immagine, va bene. Noi adesso ripristiniamo il nostro collegamento ed ancora
ancora, perché sapete oggi essere una puntata tutta al femminile, abbiamo direttamente da Lipari una storia d'amore e di arte che vorremmo condividere con voi. Da Lipari, Luisa Mendoza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Katiuscia, grazie per Ciao, questo invito. benvenuta. Benvenuta, siamo Grazie. veramente molto felici di averti ospite. Tra l'altro vediamo proprio alle tue spalle, penso già una sfaccettatura di quella che Un è po' di la tua colore. opera, sì, di quelle che sono le tue opere d'arte. Beh, noi siamo signori, amici di Io Compro Siciliano, siamo andati a trovare Luisa Mendoza, siamo a Lipari e siamo nella sua bottega artigianale. Eh sì, perché la sua è Eh una sì, bottega e ogni oggetto che trovate nella sua bottega è un oggetto realizzato con le sue mani, unico, da poter affidare nelle mani di un viaggiatore che porterà la nostra bella Sicilia nella propria casa. Senti, ma ci racconti un po' la infatti. tua storia, Luisa? Certo, con piacere. Come hai detto prima, io mi sento assolutamente siciliana per scelta. Sono colombianissima, amo la mia terra, però ho scelto la Sicilia e sono orgogliosissima di sentirmi anche siciliana. Io arrivo in Italia in realtà soltanto con l'intenzione di approfondire i miei studi. Volevo semplicemente fare una specializzazione, un po' seguire la passione dell'arte, che ho sempre avuto l'amore per l'Italia e la storia dell'arte, però non avevo nessuna intenzione di lasciare la Colombia, volevo assolutamente tornare. Però la vita riserva tante sorprese. Io sono capitata in Sicilia. Inizialmente il primo amore, l'amore a prima vista è stato con Taormina, infatti ho vissuto a Taormina per 5 anni e sono dei ricordi bellissimi, bellissimi veramente della mia vita. E la passione anche forse per la storia dell'arte, per la Magna Grecia, mi ha fatto rimanere qua e sentirmi veramente a casa. Ho capito che questo era un posticino che già mi apparteneva nel cuore. E quindi poi dopo tante cose ho comunque lavorato come accompagnatrice, quindi così ho girato tantissimo la Sicilia e in questa maniera sono arrivata, approdata diciamo alle Isole Olie. E alle Isole Olie ho conosciuto l'isolano che mi ha fatto rimanere definitivamente in Italia e ovviamente Esatto. a Lipari. E Esatto, quindi poi e quindi c'è stato questo forte amore, avete capito, non solo per l'arte ma anche per un siciliano e quindi Luisa è siciliana proprio per scelta. mm, Senti Luisa, infatti, oggi è una bellissima puntata, tra l'altro stavo guardando adesso i colori delle tue opere, però permettimi di far entrare anche l'altra nostra amica che ci aspetta, così faremo questa conversazione a tre, perché poi la passione certo. per queste donne che sono poi mamme, che sono però anche imprenditrici, che sono grandi, noi portiamo avanti questa grande passione dividendoci un po' tra casa e lavoro ed è molto bello condividere questo amore, questa passione, insomma, con tutti i nostri amici. Permettetemi anche di far entrare Barbara Conti. Ecco qui, vediamo se riusciamo a prendere il contatto con Barbara. Allora, vi dicevo, la storia di Barbara, sai, Luisa, è anche un po' la sua storia, una storia particolare, perché Barbara, lei è un agente immobiliare, dice io di professione sono un agente immobiliare, però io mi dedico alla cucina per passione, sono una food blogger per stimolo e per vocazione ed è anche una giornalista per missione. Beh, direi veramente tanta roba da raccontare. Tante Ma la cose. cosa bella, sai che cos'è? Nel frattempo che cerchiamo di prendere il collegamento con Barbara, sai cos'è la cosa bella? Che lei dice, poi alla fine tutto sai come nasce, perché i migliori affari dove si fanno, dove si concludono? A tavola. E quindi dice io poi alla fine è come se ad ogni appuntamento ci fosse questa cosa che poi bisognava sedersi a tavola per concludere gli affari e quindi a tavola poi tu ti rendi conto un po' di chi hai
di fronte, no? Vedi un po' il tuo infatti. ospite, cosa mangia, come mangia, cosa predilige, e quindi effettivamente da questo poi è nata questa sua grande passione per la cucina, avrà tanto da raccontarci, insomma. Ma torniamo a Luisa, nel frattempo, ecco qua, forse siamo riusciti. Ok, Barbara, buongiorno, ben Sì. arrivata. Buongiorno, ben trovate. Senti Barbara, ma io stavo Grazie di questa raccontando a opportunità che Luisa. mi state dando. Vi seguo sempre. Stavo raccontando a Luisa, Barbara, un po' come nasce la tua grande passione per la cucina. E stavo dicendo che mi è piaciuta molto una frase che tu mi hai detto al telefono parlando, perché mi hai detto, sai Katiuska, poi i migliori affari, ma dove si chiudono e dove si concludono? Purtroppo c'è qualche problema con la connessione di Barbara, mannaggia, mi dispiace. Bene Luisa, allora io Mannaggia, ero partirei da... curiosa di conoscere Barbara perché ha il cognome di mio marito e quindi magari potevamo essere pure parenti. Esatto, chissà se c'è qualche collegamento. Tra l'altro abbiamo avuto anche tuo marito ospite con noi perché abbiamo parlato di questa Sì, bellissima, di queste etichette molto belle, molto pregiate di questo vino che producete lì da voi. Pensate sì, all'interno di un cratere di un vulcano spento c'è proprio questa bellissima questa vigna coltivazione di vinti bellissima, sì. ed è una cosa, una chicca. Ma torniamo invece a te, Luisa. Allora, io alle tue Sì, spalle vedo un po' di colori nelle tue colori. opere, perché nella tua bottega, la tua bottega è una bottega artigianale, come dicevamo, ma nei tuoi colori cosa c'è? Allora, in realtà io tutto nasce dal materiale di recupero, però mi piaceva vedere che nelle cose recuperate comunque c'era un colore, il colore del vento, il colore del tempo lo chiamo io, quel colore che rende le cose un po' vintage, però che è il colore originale, no? Il vissuto delle cose. Quindi tutto è iniziato con la ricerca di questi materiali, soprattutto legni, da vecchie barche o le latte dei bidoni che già adesso sono un po' sbiadite, però che comunque rimane questo colore. Allora tutto nasce da là e comincio a creare oggetti o pezzi di arte, di artigianato con questo. Dopodiché invece mi sbizzarrisco un po' di più anche con tecniche artigianali magari un po' scomparse e comincio a creare tante cosine, dal souvenir piccolissimo, perché ovviamente siamo in un posto turistico e mi piaceva regalare ai turisti un ricordo speciale particolare, no? Non il tipico souvenir, ma una cosa veramente fatta a mano. E quindi inizio a dipingere tantissimo perché i pennelli sono una delle mie passioni e pian pianino la gente, perché questo è stato la gente, inizia a percepire, a capire, mi dicono che nelle mie opere comunque si intravede il mio origine, perché i colori sono comunque molto vivi, molto accesi e quindi traspare comunque la mia terra. E perciò, nonostante l'ispirazione siano le isole Olie, interpretazioni un po' naif, i colori sono tanto tanto vivi che ricordano anche un po' i profumi delle terre latinoamericane. È vero, e poi c'è dentro però effettivamente c'è dentro la tua terra, però ci ritroviamo poi anche noi, perché nei colori delle tue opere, vediamo anche tanta sicilianità, per cui c'è questa Assolutamente. commistione, questa mescolanza di arte e di tradizione che piace moltissimo. Io mi ispiro Io assolutamente nel carretto siciliano, nelle mattonelle della Sicilia, soprattutto le mattonelle dell'Ottocento che troviamo nelle case eoliane e quindi da lì mi sbizzarrisco a fare tante piccole opere o sì, pezzi unici. Senti, Luisa, proviamo un attimino a chiedere alla regia se riusciamo a ripristinare il collegamento con Barbara. Barbara, che vediamo un po', poteva raccontarci anche un po' la storia di quella che è questi luoghi, forse non riusciamo proprio,
perché sarebbe stato carino. Pensate che Barbara, oltre naturalmente avere questa grande passione per la cucina, lei scrive su un blog per Giallo Zafferano ed è fantasia in eccola. cucina. Eccola, Barbara, riusciamo a sentirti? Buongiorno. Io adesso vi sento, spero anche voi. Noi ti sentiamo, ma io nel frattempo mi sono anche un po' divertita a raccontare un po' la nostra conversazione che abbiamo fatto al telefono, no? Perché dicevo, tu mi hai detto, Katiuska, ma i migliori affari, ma dove si chiudono se non a tavola? Ed è qui poi che scatta un po' questo meccanismo a tavola. Senti, raccontaci un po' la tua storia, Barbara. Sì, qualche anno fa, come spesso accade, su Facebook passano delle scritte interessanti. Vuoi partecipare ad un corso di food blogger? Ho detto perché no? Perché in realtà la figura della food blogger, di cui Rossina Peronaci Niente, io purtroppo non sentiamo bene. Non sentiamo. Prego la regia, per favore, esatto, di cercare di ripristinare se ce la facciamo, ma non riuscivamo a sentire bene, perché Barbara diceva, è passata questa notizia un po' come accade, no? Quando siamo lì col telefonino in mano, queste notizie che scivolano su Facebook, cioè lei viene sotto le mani questo annuncio che era un annuncio di corsi per food blogger. E allora lei diceva, ma eppure a me che piace tanto la cucina, tra l'altro lei era un'appassionata delle ricette della nonna, piaceva moltissimo anche l'immagine legata proprio ai piatti, diceva, ma perché no, perché no, perché no, inizia questo percorso. Ormai sono veramente tanti anni e come dicevo prima lei ha questo blog su Giallo Zafferano che è Fantasia in cucina, e poi ancora conduce una trasmissione radiofonica con una rubrica che è le ricette di Barbara, dove lei poi dà delle chicche legate proprio alle ricette della tradizione dei piatti siciliani. Quindi, ed ancora si dedica poi ai bambini facendo dei corsi in dei conventi, facendo dei corsi per i bambini. Quindi questa tradizione che continua anche attraverso i piccoli. Eventualmente faremo un'altra puntata con Barbara, ma torniamo un attimo a Luisa. Allora, Luisa con le sue opere d'arte, la sua è una bottega artigianale e mi è piaciuto moltissimo che Luisa nel suo racconto dicesse io poi ho cercato anche un po' di riprendere le antiche tecniche, nel senso che tu hai ripreso proprio il vecchio mestiere delle botteghe artigianali e quindi ti sei proprio messa lì a riprendere le tecniche antiche, tornando alla tradizione, vero Luisa? Sì, sì, per esempio, cioè in realtà all'università avevo fatto anche un po' un percorso con tutte le tecniche artigianali, perché per restaurare qualcosa devi saperlo utilizzare, saperlo fare. E quindi era una cosa che veramente mi piaceva, questo di scoprire, di tirare, di viaggiare intorno ai materiali, sia il legno, i tessuti, l'argilla, la pittura, insomma, in generale. Quindi a parte la pittura, che come vi dicevo prima, i pennelli sono sempre state una mia passione da piccolina, ho cominciato un po' ad approfondire su altre cose che magari mi erano più lontane. E ora, per esempio, mi sono avvicinata moltissimo alla falegnameria, alla saldatura. Immaginario, insomma, dell'artigiano come me. Però ho cominciato a sbizzarrirmi così e alla ricerca anche di tecniche artigianali non proprio nostre, però trasformandole con nostrane, nel senso sono andata anche a vedere come si faceva il batik e quindi ho imparato a fare il batik però con disegni tipici eoliani e quindi una tecnica che normalmente è orientale, una tecnica artigianale antichissima con cui facevano i tessuti più pregiati, per esempio degli imperatori,
vado a utilizzarle invece, però utilizzando questi disegnini eoliani particolari che la rendono allora nostrana. Quindi così vado Come alla vedete dal ricerca un po' racconto, sempre di. sì, Luisa, mi piace dal tuo racconto che viene fuori, noi parliamo spesso con Io Compro Siciliano della tradizione che diventa innovazione e viceversa, l'innovazione che diventa tradizione. È un po' quello che poi tu adesso stavi raccontando. Io poi dice parto da un'antica tradizione che non è nemmeno la nostra per portarla poi invece alla tradizione eoliana, no? Che è poi quella dei Sì. colori. Tra l'altro volevo anche dire ai nostri amici, ricordare ai nostri amici che tu sei una restauratrice, quindi sei comunque, dico, conosci anche bene insomma le tecniche di restauro, sei insomma sicuramente una professionista. Senti, ma la tua è una bottega di arte e design, perché effettivamente all'interno della tua bottega si trova l'oggetto, come dicevi tu, che è l'alternativa, no, al solito souvenir, perché è qualcosa di particolare Sì, creato ad hoc e tra l'altro non ripetibile, no? Perché tu utilizzi oggetti che poi sono anche oggetti di materiale da recupero, quindi sì, è chiaro che sono pezzi diventano unici. pezzi unici. E in questa c'è proprio la Sì, è arte singolarità. design perché. Sì. Sì, ti dicevo è arte e design perché in realtà parto dai piccoli pezzi che possono essere oggetti di artigianato, poi passo, per i pezzi unici che possono diventare oggetti d'arte, opere d'arte, ma poi anche mi sbizzarrisco tantissimo col design perché è un'altra mia passione da sempre. E quindi con il materiale di recupero creo, disegno anche mobili, tanti mobili, e quindi utilizzando il legno delle barche o le vecchie porte siciliane, per esempio questo mobiletto che si vede qua alle mie spalle, erano delle porte siciliane, delle finestre, delle vecchie persiane che poi ricreo di nuovo, li do vita creando mobili. Mi piace anche un po' arredare e quindi anche mi giro in questo ambito. Quando posso anche c'ho chi ha bisogno della mia consulenza per fare arredamenti di interni e questo mi fa molto piacere. Oggi quindi Io Compro Siciliano, una grande artista, perché mi piace tra l'altro nella sua, credetemi, nel suo dolce racconto invece c'è un grande personaggio, perché Luisa Mendoza è veramente un grande personaggio, una grande artista. Senti Luisa, noi perché andiamo verso la chiusura di questa nostra giornata, proviamo ancora a vedere se riusciamo a riprendere, a ripristinare il nostro collegamento con Barbara. Barbara, noi siamo Sì. sempre qui ad attendere il tuo racconto. Vediamo se riusciamo. Allora, io adesso vi sento, ti ringrazio per le carine parole che hai avuto nei miei confronti. E oggi invece ti dico, per chiudere, perché abbiamo pochissimo tempo, in onore del grande Andrea Camilleri e di Montalbano, essendo io di Scicli, ho preparato pasta incasciata, che non è la classica pasta al forno dei siciliani, che si usa sia a Messina che a Palermo, ma anche a Ragusano, con delle piccole varianti. Sentiamo, noi siamo tutte non può mancare in questa buonissima e succulenta pasta al forno che si usa da noi fare per Ferragosto, sono le melanzane fritte, il caciocavallo filante, il salame, il prosciutto, la mortadella, le uova sode e i maccheroni o gli ziti, che sono la pasta corta. Io vi invito, visto l'orario, a provarla e se volete ci sentiamo un'altra volta oppure seguitemi sui social, mi trovate sicuramente. Faccio i complimenti all'altra mia compagna di viaggio di oggi. Grazie anche a te. Ho visto che è una bravissima artista. Uno dei luoghi bellissimi che arriviamo. Barbara è L'abbiamo praticamente persa. è stata veramente una cometa. Ha portato
avremo sicuramente modo di riascoltare Barbara ospite, anche perché dovremo scoprire, Luisa, e adesso leggiamo subito i Non ti messaggi. sento più. Luisa, dovremo scoprire se c'è questa parentela in comune, giusto? Perché abbiamo Barbara Conti, porta il cognome poi di tuo marito, e quindi scopriremo se c'è questa parentela o meno. Lo scopriremo. Bene, allora permettetemi di Non vi leggere. sento, non lo so. Proviamo Paolo in regia, vediamo se riusciamo anche a ripristinare il collegamento con Luisa, e nel frattempo leggo qualche messaggio. Il nostro carissimo amico il faraone Palermo, una colombiana che sceglie la Sicilia per passione, ha tutta la mia stima e un'ammirazione, perché per quanto so i colombiani sono un popolo di grande orgoglio patriottico. La dice tutta, come è amatissima la nostra bellissima Sicilia. È vero caro amico, e tra l'altro Luisa raccontava proprio il suo amore legato naturalmente alle sue origini, ma soprattutto a questa terra, che la cosa è che lei ha scelto per, come amore, come luogo per trascorrere la sua vita. Ancora ci sono saluti da Maria Lopinto, buongiornissimo, felice giornata a tutti. Volevo come sempre salutare anche tutti gli amici che ci seguono sui video party. Buongiorno a tutti, grazie per essere con noi. Vi ricordo che oggi apriamo ufficialmente questo weekend insieme. Alle 18 avremo il nostro format, che è Aperitivo Social con Francesco Caravello. Domani abbiamo la rubrica Chiedimi pure, a cura di Davide Morici. Ecco qui Luisa, eccoti qua. Sì, non sentivo più, ok. Io nel frattempo ho letto qualche messaggio dei nostri amici, e c'era un messaggio che era proprio dedicato a te, da un nostro amico, si chiama il faraone Palermo, e diceva: è bello vedere, te lo leggo di nuovo, una colombiana che sceglie la Sicilia per passione, ha tutta la mia stima e la mia ammirazione, perché per quanto so i colombiani sono un popolo di grande orgoglio patriottico, la dice sì, tutta, come amatissima la nostra assolutamente. bellissima. E quindi ti fa tanti complimenti per la tua passione e Grazie. soprattutto per aver scelto la Sicilia come luogo per trascorrere la tua vita. Senti, Luisa, noi sicuramente verremo a Lipari perché dobbiamo venire a trovare te, dobbiamo venire a degustare il vino preziosissimo che producete, e questa è assolutamente, mettiamo il nodino, no? Quando si dice mettiamo il nodino, come usano fare in un'importante trasmissione televisiva. Dicevo, domani saremo con Davide Morici, uno dei 3 fondatori di Io Compro Siciliano, la rubrica Chiedimi pure, anzi, domani come sempre con Davide, che è presidente Confartigianato Turismo e Spettacolo, grande esperto del territorio e della qualità dell'accoglienza. Proprio domani parleremo di accoglienza turistica, quindi se volete potete scriverci e chiedere magari qualche suggerimento per la vostra attività a chiedimi pure @iocomprosiciliano.com, scrivete la vostra mail e noi saremo felici naturalmente di rispondere alle vostre domande, perché come sempre Io Compro Siciliano è anche un modo per essere da supporto, un suggerimento per le vostre aziende. Noi saremo ben felici di poter essere a vostra disposizione, così come tutti i moderatori che io saluto e ringrazio come sempre anche la regia, Paolo Gatto. Volevo ringraziare Barbara Conti, che oggi è stata con noi, anche seppur in maniera veloce, ma ci ha dato una chicca su quella che è la sua attività legata appunto alla cucina. Ancora domani avremo un ospite internazionale, perché avremo con noi un'artista siciliana d'origine. Lei vive a New York, per cui faremo questo collegamento direttamente con New York. Chissà cosa avrà da raccontarci questa grande artista siciliana che vive appunto in America. Quindi domani una grande puntata, ma torniamo dalla nostra bellissima Luisa Mendoza. Senti Luisa, ma ci fai una dedica con la tua, nella tua lingua? Ci fai ci dici qualcosa? Certo, innanzitutto però volevo ringraziarvi per questo invito, perché è stato molto molto carino. Ovviamente vi invitiamo a Lipari
venire a trovarci a tutta la squadra, perché ovviamente siamo una famiglia tutta al completo, così conoscete anche gli unici 2 eolo-colombiani al mondo, perché i miei figli hanno questa combinazione. Esatto. Abbiamo aperto da poco un'osteria, così potete degustare anche il nostro vino là, saremo felicissimi di invitarmi, insomma. Grazie a tutti quanti anche per l'ascolto. Grazie a te. Y les agradezco muchísimo y me siento de todo corazón feliz y orgullosa de ser también siciliana y sobre todo de decir que yo compro siciliano. Oh, ma tu l'hai detto in colombiano, ma adesso io te lo faccio ridire, sai, mica finisce così, perché d'obbligo. Certo. Vieni un po' più avanti, Luisa, vieni un po' più avanti. Adesso ripeti con me, io compro siciliano. Queste sono le facce che ci piacciono e la Sicilia che ci piace. Grazie per essere stata con noi, Luisa Mendoza. Grazie grandissima Luisa, grazie anche Barbara Conti. Grazie. Viaggiamo in Sicilia, conosciamo la nostra arte, la nostra cultura. Ciao Luisa, a domani puntuali alle 12.